l'illusione che tengo in questa temporada per Rec 1, Rec 2, Rec 3 è larghissima. Solo tengo una máxima satisfacción. Empezó la pasada temporada con un piccolo recorrido dentro del CDC. Era pequeño, era un trozo más o menos di 100 metri. Quest'anno è más largo di 350 metri. E sta claro che perdonatemi il mio castigliano italiano, spero che si comprenda. In questa temporada buscar i vari siti dentro il CDC, le varie location e tematizzare le varie scene di Rec 1, Rec 2, Rec 3 non è stato facile, anzi. Abbiamo iniziato a luglio con le prime audizioni con lo settore, 4-5 audizioni, max di 300 attori per uno staff di verdad di 44 attori che oggi vi vedete. La massima attenzione sta sul maquillaje. Tenemos un team profesional, super profesional de Barcelona que está ahora trabajando muy bien. Perché? Antes di attuare la pellicola Rec 1, Rec 2, Rec 3, gli attori ammirano per 20 ore le pellicole di Rec 1, Rec 2, Rec 3. Devono mirare i personaggi, devono apprendere il particolare momento terrorifico che poi después devono attuare dentro al CDC. Non è stato un lavoro facile, perché per 2 giorni stiamo attuando ensayo, una particolare scenografia sull'adattamento del CDC. Però l'illusione cada dia si poneva arriva. Abbiamo buscato 44 attori semi-professionali, hombres che tengono gana, che tengono un'illusione di verità más forte, e spero che oggi la prima visita sia una visita terrorifica per vosotros, ok? E ringrazio Filmax per questa grande amicizia che da 2 anni portiamo avanti, sta un rapporto di amigos, punto. Anche se lui sta nel Barça, io dalla Juventus non passa nada, però la Juve può fare una trampa con il Real Madrid, non sei in Champions League, no? E teniamo anche questo personaggio, come parlava il direttore generale Fernando, che è divertito, teniamo la parte sì, terror, horror, teniamo anche la parte del Conte Dracula. Il progetto di tentare Rec 1, Rec 2, Rec 3 è salito la passata temporada per la mia vuelta in Brest, in Transilvania, Romania, sono da ammirare la casa del Conte Dracula, quella originale. Tenevo questo progetto di fare un horror house del Conte Dracula, stanno in contatti con la Transilvania e da lì, ok, ho parlato con la Filmax e ho detto dai, intentiamo di fare Rec 1, Rec 2, Rec 3 in CDC. Magari Filmax, il reggitore per la prossima Rec 5 in Transilvania sarebbe bello, no? Comunque, grazie a vosotros, perché la passata temporada ha salido tutto bien. Después de la acción Rec a la noche sale la Selva del Miedo, che tiene un pequeño recorrido di 50 metri di Rec, 50 metri, solo 50 metri, e la selva è abbastanza terrorifica. A ieri sera per la noce me la so passata male, nonostante che io sappia dove stanno tutti gli attori, però gli attori tengono questa particolare magia, fantasia, che si sanno nel ricorrido intentare sempre l'azione terrorifica, perché l'attore più terrorifico ganerà un grande premio finale, ok? Passo la parola.